Un assaggio di quello che sarà il futuro disegnato dalle politiche sanitarie. Il medico di famiglia inserito in un gruppo pronto a rispondere alle esigenze dei malati ad ogni ora del giorno e della notte in un contesto però coordinato. L'ULSS 14 è la prima ad applicarlo in Veneto. Dal prossimo 1° dicembre saranno i cittadini di Cavarzere e Cona a beneficiare di questo nuovo centro di medicina di gruppo integrata, un'area di 150 km² e quindi particolarmente complessa per come la popolazione è distribuita. È un punto di riferimento per tutti i 16.500 cittadini di quest'area, dove troveranno in questo punto di riferimento le risposte per i loro bisogni sanitari. Qui ruoteranno i 15 medici di famiglia, 23 specialisti, gli assistenti sociali dei comuni, l'equipe dell'assistenza domiciliare e tutti gli altri soggetti della rete dei servizi, e quindi troverà risposta a ogni bisogno sociosanitario della popolazione. Il centro, composto da 4 ambulatori, una sala riunioni ed una segreteria, è stato allestito in locali che fino al 2002 erano dell'ospedale di Cavarzere. I medici di base si turneranno dal lunedì al venerdì in 3 fasce quotidiane di 4 ore ciascuna, più un ulteriore presidio al mattino del sabato. In pratica andremo a realizzare il servizio H24 insieme alla Guardia Medica. I medici di famiglia realizzeranno la copertura dalle 8 del mattino fino alle 20 della sera. Dalle 20 della sera inizierà la Guardia Medica. Da tenere presente che comunque abbiamo un servizio computerizzato e tutti i dati saranno accessibili sia dai medici sia dalla Guardia Medica, in maniera tale da dare una risposta concreta all'utenza. Legate quindi all'assistenza primaria anche in un'urgenza, con eventuali consulenze di specialisti operanti nel centro ed anche alle classiche prestazioni infermieristiche come la misurazione della pressione, le medicazioni ed i prelievi.